Pierpaolo Piva fa il CISL Veneto, prima giornata di Stati Generali, una sensazione praticamente alla fine di questa prima giornata. Sì, giornata molto interessante. Primo perché abbiamo riportato gli Stati Generali della Pesca in Veneto, secondo perché si parte da Chioggia, che è una delle marinerie, anzi la marineria più importante d'Italia. Sarei stato più contento a vedere qualche pescatore in più, qualche imbarcato in più, però è anche vero che oggi è martedì e quindi sicuramente i pescatori sul mare non hanno potuto partecipare. Però sicuramente il riscontro è stato positivo. E per quanto riguarda l'associazione che lei rappresenta, questi Stati Generali che cosa possono rappresentare per il futuro? Ma sicuramente per la CISL questi Stati Generali della Pesca sono molto importanti perché si dà risalto ad un settore che spesso è messo in ombra sotto tanti aspetti, sotto l'aspetto contrattuale per esempio, perché ci sono pochi ammortizzatori sociali, gli imbarcati per esempio della piccola pesca o sono imbarcati nella legge 250 e privi quindi di ammortizzatori sociali oppure viene applicato il contratto della cooperazione. In quel caso là gli ammortizzatori sociali ci sono, però quello che tutte le organizzazioni sindacali, FAI, CISL e anche le altre vogliono e stanno lavorando è perché ci sia un ammortizzatore sociale strutturato. Ecco perché lavoriamo perché ci sia la CISO anche nella pesca, come c'è nell'agricoltura, quindi anche nell'acquacoltura. I lavoratori dell'acquacoltura sono un po' più tutelati, vogliamo che anche i pescatori lo siano.